Buongiorno a tutti ragazzi, a volte nei video si parla del wormhole, buco nero, però al finale nessuno forse, oppure qualcuno lo sa, penso che tutti più o meno, qualcuno lo sa, qualcuno no, però il buco nero in effetti è un corpo celeste con un campo gravitazionale fortissimo, cioè intenso, da non lasciare sfuggire né la materia né la radiazione elettromagnetica, nessuna cosa scappa da esso, cioè in effetti ragazzi la velocità di fuga del buco nero risulta superiore alla velocità della luce, quindi in effetti neanche la luce riesce a sfuggire da esso, cioè nessuna particella, nessuna cosa riesce a fuggire da, diciamo, da questo buco nero, wormhole, poi diciamo ognuno lo chiama in inglese wormhole, diciamo buco nero in italiano. In effetti questo è un collasso gravitazionale, come se, che ne so, 50.000 soli nostri collassassero improvvisamente e questo si formerebbe un buco nero. Diciamo, se mettessimo, che ne so, 10.000 soli nostri e collasserebbero, formerebbero un buco nero. Questo sarebbe il famoso buco nero. Cioè, lì ci sta una singolarità in effetti, cioè se noi ci sta un bordo, diciamo, che viene chiamato orizzonte degli... Sì, tutto bene, sì. Orizzonte degli eventi, cioè in effetti passato questo orizzonte, ragazzi, ciao Marcella, non passa più noi là, però se per puro caso noi stessimo lì, facciamo esempio un'ora e torneremo indietro sulla Terra, sarebbero passati milioni di anni. In effetti il tempo lì si ferma, non so per quale motivo, perché appunto si chiama singolarità, cioè sfugge alle leggi, diciamo, della fisica in effetti, quindi è molto difficile da comprendere. Qualcuno dice che questo sia un passaggio verso altri mondi, qualcuno giustamente nessuno sa cosa ci sia veramente all'interno e alla sua uscita nessuno ci è mai andato, nessuno credo che lo farà mai. Quindi diciamo che questo corpo celeste comunque non si vede, diciamo, a occhio nudo oppure con i telescopi. In effetti si vede solo la materia e la luce che entra in questo, diciamo, nell'universo. Quindi con raggi speciali si riesce a capire che lì c'è un buco nero, ma in effetti se noi andassimo con una navicella noi non lo vedremo mai. In effetti ci sono dei fenomeni che fanno capire che lì ci sta. Alessà, così non invecchi mai, ti metti là e non invecchi mai, poi vieni qua, un'ora di là sono miliardi di anni di qua, quindi diciamo che sono irrilevabili ragazzi, quindi solo con certi, diciamo, proprietà fisiche, fenomeni che gli astronomi vedono, capiscono che lì ci può stare un buco nero. In effetti ce ne stanno un sacco, diciamo, nel nostro universo, ma non sono visibili, diciamo così, che li vedi con l'occhio, in effetti. Solo in base a dei fenomeni che succedono intorno ad esso si presuppone che lì ci sia un buco nero. Anche se sono state fatte fotografie, quindi ci sono, quindi purtroppo torno a ripetere, nessuno sa perché neanche la luce riesce a sfuggire ad esso, perché è così denso, appunto lo chiamano singolarità, perché eh, sono delle leggi estranee alla fisica, cioè la fisica non lo riesce a capire. Quindi è una cosa che non si riesce a capire, però esiste ragazzi. Quindi diciamo che gli scienziati dicono che passato l'orizzonte degli eventi ci sta un senza ritorno, cioè non si può tornare più indietro. Neanche la luce, che è la cosa più veloce al mondo, può riuscire a tornare indietro. Però se per puro caso noi stessimo davanti all'orizzonte degli eventi, un'ora davanti all'orizzonte saranno miliardi di anni sulla Terra. Quindi se avreste un gemello e lui sarebbe davanti al buco nero e voi stareste sulla Terra,
un minuto di lì tornereste sulla Terra e trovereste il vostro gemello invecchiato di 50-60 anni, tanto per fare un esempio, ragazzi. Quindi il buco nero è una cosa, ragazzi, che ha dell'incredibile, non si sa cosa ci sia dentro, è una singolarità, cioè la spiegazione non la sanno dare neanche i più famosi astrofisici, la Margherita Hack, tutti i migliori, diciamo, non hanno fatto delle teorie, sì, d'accordo, però non hanno saputo spiegare che cosa ci sia dentro e perché la luce non riesce a sfuggire adesso. Quindi partiamo che ce ne stanno un sacco nell'universo, quindi è così intenso da non lasciar sfuggire né la materia né la radiazione elettromagnetica. Ragazzi, questo coso in poche parole è un mostro, quindi meglio non avvicinarsi mai, perché lì non si sfugge, ragazzi. No, Alessandro, no, neanche una sonda, nulla, nulla, Alessandro. Io questo pure ho controllato prima di fare questo video, neanche una sonda è neanche a inviare una sonda dentro per vedere che cosa c'è dentro. Quindi, diciamo, nessuno lo sa. In effetti questo, diciamo, un buco nero sono minimo, partono da 5 masse solari in poi che collassano. Quindi immagina quante, diciamo, ci stanno buchi neri che sono 50 miliardi di masse solari, capisci? 50 miliardi di soli messi insieme che collassano e formano un buco nero. Ti immagini diciamo, l'intensità che ci sta là dentro? Cioè là non scappa nulla, ragazzi, quindi è una cosa pazzesca. Quindi purtroppo anche Einstein ha fatto sì una sua teoria e tutto, però non sa cosa ci sta dentro, quindi tutti hanno provato hacking, tutti hanno provato a fare una teoria, ragazzi, però nessuno sa che cos'è. È un collasso gravitazionale, quindi può darsi, Alessandro, perché purtroppo, ripeto, nessuno ci è passato dentro, neanche una sonda, sa, passa una sonda dentro e vediamo che cosa ci sta dentro. In effetti può essere anche un passaggio verso altri mondi, non lo sappiamo noi. Ad esempio noi ipotizziamo che entrando là dentro ci dilatiamo e quindi diciamo moriamo. In effetti può darsi pure che un'astronave passerebbe lì e uscirebbe altrove, questo non lo sappiamo, perché parliamoci chiaro, sappiamo che esiste, sappiamo dove stanno, però non ci siamo mai andati perché, ragazzi, a parte che non abbiamo i mezzi per arrivarci, già qua fare 10 anni in luce e come li fai? Purtroppo non abbiamo navicelle che viaggiano alla velocità della luce o perlomeno si avvicinano alla velocità della luce. Quindi il problema rimane sempre lo stesso, cioè come arrivare a questi cosi che stanno, che ne so, a 50 milioni di anni luce da noi. E quando arriviamo? Ci vorrebbero 3-4 milioni di anni, quindi il problema è questo. Quindi diciamo che ci stanno anche i Big Bang, diciamo i buchi neri che si sono fermati nel Big Bang, quindi parliamo di... Sì, sì, rispetto a quelle sì, ragazzi, sì. Quindi ragazzi, diciamo che l'orizzonte degli eventi è la linea dove dopo nessuna cosa più ritorna indietro. Come vedete queste sveglie, appunto non lo so, io a volte l'ho fatto questo pensiero, sai che ho pensato, se si formasse un buco nero, oppure il buco nero tende a camminare, quindi risucchia tutta la materia e tutto ciò che trova, no? Ma se un buco nero arrivasse nel nostro sistema solare, che succederebbe? Questa è una bella domanda, ragazzi, io a volte me la sono posta. Ho detto, il buco nero è vero che sta lontano, però lui cammina in effetti, quindi e risucchia tutto quello che trova, quindi stelle, tutto quello che trova, ragazzi, là, pianeti, tutto risucchia, quindi se un coso di questi arrivasse qui, ragazzi, ciao ciao, chissà, o usciamo da un'altra parte, ragazzi, oppure non lo so, forse verremo dilaniati, ci allungheremo all'infinito, come dicono loro.
Però ragazzi, bravo, come diceva Frasi, questo è un mistero. Vabbè, allora è normale, Marcello, quindi fanno sempre il pezzotto qua. Sempre, clonano sempre. Oramai sono diventati proprio professionisti a clonare qua. Quindi ragazzi, diciamo che il buco nero è una singolarità, cioè una cosa che nessuno sa spiegare. Quindi è così intenso che neanche la luce, che è la cosa più veloce al mondo, neanche la luce può fuggire da esso. Vedete che cos'è sto coso? Che non riesce a fuggire nulla. Appunto ci sta il paradosso dei gemelli, uno che sarebbe lì e uno che sarebbe sulla terra, se quello che torna. Dopo controllo, grazie Maria. Se tornerebbe sulla terra troverebbe il gemello invecchiato e lui sarebbe rimasto sempre della stessa età. Quindi diciamo che tutti quanti, Hacking, Margherita Hack, hanno provato tutti a fare, però ragazzi nessuno è riuscito a capire questa singolarità. Quindi in effetti esistono, però nessuno sa dare una spiegazione cosa ci sia dentro. A formare l'hanno capito come si forma, questo sì. È un collasso di tanti pianeti, soli, no, supernove che collassano ed esce questo, diciamo, buco nero. Questo è quello là. Ma dentro cosa c'è? E dove si va dopo, una volta entrati dentro, no? Dove si va? Dove si esce? O non si esce più? Questo non lo sa nessuno, ragazzi, quindi questa è solo teoria, quindi cosa ci sia dentro e dove si va nessuno lo sa. Neanche i migliori fisici l'hanno scoperto, quindi figuriamoci noi. Vabbè, ragazzi, vi lascio, vado a mangiare. Penso che è orario per tutti di andare a pranzare. Quindi ma come fai adesso ad arrivare lì? Il problema è che il più vicino sta, che ne so, 20-30 anni luce, capisci? Quindi neanche la navicella più, diciamo, più veloce che abbiamo ora disponibile potrebbe arrivare lì. Quindi diciamo che ci vorrebbero 300-400 anni per arrivare, quindi come fai a ci arrivare? Perlomeno ora questa è la nostra tecnologia, che poi fra 3-4 anni, 5 anni riescono a fare qualcosa che si avvicini alla velocità della luce, allora i tempi potrebbero anche starci. Mandare una sonda, buttarla dentro al buco nero e vedere che succede. Vabbè ragazzi, vi saluto tutti a pranzo, a mangiare, ci sediamo più tardi. Ciao ragazzi, buon pranzo a tutti.